Eccoci rientrati in studio, allora iniziamo questa parte della trasmissione dedicata ai 40 anni della legge Basaglia, i 40 anni dalla chiusura di questa legge, la legge 180 del 13 maggio 1978, che ha comportato appunto la chiusura dei manicomi che rappresentavano una situazione assolutamente incredibile allora. Io inizierei dalla Presidente Mattioli Corona. Sì, lei ha detto giusto, ma più che incredibile, una situazione a mio avviso, di una illegalità, perché era praticamente un sequestro di persone, se vogliamo dirlo in termini molto brutali, perché queste persone venivano portate in ospedale psichiatrico, sì, c'era una diagnosi ben inteso, spesso erano richieste delle famiglie o del vicinato se erano persone sole e praticamente non uscivano mai più, quindi non si trattava di curare le persone come si vorrebbe far credere oggi, che ci sono dei ritorni, delle onde di simpatia verso questo genere di strutture, ma proprio erano praticamente sequestrate, perché la normativa, la legge del 1904 che definisce le motivazioni, sono incapaci di intendere i volere, pericolosi a sé e agli altri e di pubblico scandalo perfino. Queste erano le definizioni, e poi ci si chiede come mai sul malato mentale c'è un tanto stigma che tuttora persiste. Dopo definizioni di questa natura è chiaro che le persone continuano a pensare al malato mentale come una persona pericolosa, prima di tutto, poi incapace di intendere i voleri, e quindi questo completa quello che è l'idea della pazzia, perché il termine pazzia non definisce affatto il disturbo mentale, che è tutt'altra cosa. Pazzia oggi viene usato come un termine così come schizofrenia, i ragazzini parlano di schizo, sei matto, sei folle, sei schizo, sei fuori. È rimasto nel linguaggio, così come l'idea che se non viene elaborata crea uno stigma enorme, e questo diciamo, lo dicevo anche l'altro giorno al convegno della Società Italiana di Psichiatria, è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici, è stata la più grande operazione antistigma che sia stata operata in Italia, che poi altri ospedali psichiatrici esistono ancora in giro per il mondo, non è che siano stati chiusi tutti, e la stessa chiusura è venuta molto lentamente e progressivamente nel tempo, è durata anni, perché in realtà poi queste persone non è stata non un'operazione sono chiusi immediatamente, nessuno è più entrato in un ospedale psichiatrico da quel momento, ma gli ospedali psichiatrici si sono chiusi molto lentamente, anche 7-8 anni dopo. Certo. Sì, ma quello che è importante è stabilire con la mentalità dell'epoca cosa significava pazzia, sia da un punto di vista del diritto, quindi cosa diceva la legge, sia da un punto di vista proprio di patologia. Io credo che non ci fossero idee molto chiare e si lasciasse campo un po' libero soprattutto al medico di stabilire se il paziente fosse matto o non fosse matto. Ma il problema era anche questo: la diagnosi del medico era irreversibile, non era appellabile, e quindi noi ci troviamo di fronte. Non posso interromperlo proprio così, nel senso che il paziente, tanto ricordo, no? Perché bisogna anche situare, in Italia fino al 68 non si poteva entrare in ospedale psichiatrico se non coattivamente. Certo. Solo con la legge Mariotti è stato introdotto il ricovero volontario, 1968. 10 anni dopo c'è la legge, però in realtà il paziente quando entrava in ospedale psichiatrico veniva messo nei reparti di osservazione, dove gli psichiatri avevano 40 giorni per stabilire se lui effettivamente doveva essere internato e quindi tenuto dentro l'ospedale, oppure veniva dimesso e mandato a casa, perché c'era un decreto del tribunale, come c'era un decreto di guarigione definitiva avvenuta, no? Che era molto legato, perché evidentemente dietro a questo discorso della malattia mentale così gestita c'era il discorso del controllo della marginalità, no? In tutti i suoi livelli. Dentro i manicomi non c'erano solo i malati mentali, c'erano un po' tutti i rappresentanti
delle situazioni più disperate della società, dai etilisti, le prostitute, gli homeless e anche i malati mentali, no? Che E quindi era un contenitore, mix, era un contenitore grande, con muri alti, cancelli robusti, però alla fine abbiamo dimostrato in Italia, e dovremmo anche esserne, io penso, anche un po' orgogliosi, primi tra tutti gli stati occidentali, che si possono curare questi disturbi senza ricorrere all'internamento manicomiale. Certo, professor Spano. Sì, però spesso succedeva che i disturbi erano non erano quelli che effettivamente risultavano. Cioè c'era una compiacenza da parte dei medici all'epoca, e parliamo di molti anni fa, non tanto verso la fine, quando esce la legge, ma sì, precedentemente, certo. dove l'internamento del paziente prevarica la sua volontà e la sua effettiva patologia. C'è un figlio, c'è un parente, c'è qualcuno che disturba, il posto migliore, per cui prostitute e tutti gli altri, si mette in manicomio e sotto una sigla generica follia, pazzia. No, perché il problema non era neanche che dovesse essere una diagnosi, perché bastava essere a delle malattie mentali oppure essere di pubblico scandalo, sì, no? questi erano i requisiti. Quindi, oppure di avere un comportamento pericoloso a sé o agli altri. Quindi chiaramente era il medico condotto che faceva la proposta, Bravo. il sindaco faceva l'ordinanza di ricovero, gli psichiatri erano dentro il manicomio, non erano fuori, ricevevano il paziente e in qualche modo lo gestivano dopo, non c'era un c'era solo un post. Erano costretti spesso a ricevere il paziente, pur rendendosi conto, perché erano medici, che la patologia non era quella per cui se non altro per il periodo di osservazione sì, perché quando entrava coattivamente doveva essere tenuto in osservazione. Il pubblico scandalo ha portato a chiudere negli ospedali psichiatrici persone che nulla avevano a che fare col disturbo mentale, compresi i bambini, figli legittimi per esempio, magari di personaggi come la suora o così via. Quindi il pubblico scandalo consentiva di mettere in un ospedale psichiatrico, chiamiamolo pur manicomio perché chiamarlo ospedale psichiatrico è troppo, non è un ospedale, era un manicomio, anche persone che non avevano affatto una patologia ma erano di pubblico scandalo, perché i requisiti erano questi. Per questo non possiamo dire che il manicomio non si è mai proposto di curare nessuno. Tratteneva. Certo. Come dire, lasciava tranquilla la società e tratteneva le persone a tempo indefinito. Raramente una persona veniva dimessa. Abbiamo delle storie di San Servolo e di ospedale di Thiene, eccetera, dove una bambina epilettica viene ricoverata a 16 anni. E siccome la famiglia non sa come gestirla, perché nel frattempo muore la mamma, resta là finché con la guerra, le bombe, esce da un bombardamento illesa e si crea una vita per conto suo. È una storia vera di uno scrittore veneto di Portogruaro, Alessio Alessandrini, per dirne una, che era una sua, ha ricostruito la storia di questa zia lontana che non era mai stata nominata in famiglia perché per la famiglia non esisteva più, era di pubblico scandalo per la famiglia avere una persona in ospedale psichiatrico. Sì, peraltro bisogna tenere presente che la maggior parte di questi pazienti, anche se turbati per certi aspetti, non erano pericolosi, quindi non era necessario un internamento per trattenere questa persona perché danneggiava la società, era una questione solamente di immagine e la dimenticanza di queste persone all'interno di questa reclusione forzata, peraltro neanche determinata da una sentenza di un tribunale, salvo casi particolari, né da diagnosi eventualmente contrapposte, ma il paziente non era in grado di difendersi. Infatti. Questo lo poteva dire: io non sono matto, ma siccome i matti dicono che non sono matti, quindi sei matto. Questa Professor Spano. La realtà. Triste. Poi arriva la legge Basaglia e è un momento in cui... Ma allora,
Le cose che sono state dette hanno fondamenta importanti. Certamente la storia andrebbe ricostruita in una maniera un attimo più, come dire, più vicina a quelli che poi erano anche i valori che lo stesso Basaglia aveva introdotto nella sua pratica medica. Rimane il fatto che, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, con il problema della ricostruzione del nostro paese, si è creato un disagio piuttosto importante. Basaglia soleva dire che chi andava in manicomio in quei momenti era quella forza lavoro, no, che di fatto era esuberante o non era produttiva, cioè lo lega a un concetto più generale di una società che in qualche modo, no, gestisce anche il disagio in una forma pretestuosa, come quello della minor capacità di produzione di quel particolare soggetto. E questo è un discorso che ha senso politico, oggi si può chiamare con altre modalità, ma poi spero che ne parliamo, perché io sono molto più preoccupato dell'oggi che non di rievocare storicamente, che cosa vuole giusta, ovviamente, questo passato anche abbastanza recente. Poi la condizione di questa gente. Io ne ho viste di tutti i colori, da ultimo è stato fatto quel bellissimo film documentario su un amico scomparso da poco, era il direttore dell'ospedale psichiatrico di Imola, Antonucci, dove a vedere la condizione di trattamento di queste persone, re di poco, come abbiamo sentito, colpevoli di poco, era da bestie, eccetera eccetera, contenzione, maltrattamenti, deprivazioni, elettroshock anche a Padova, e c'era un illustre psichiatra che però curava anche attraverso illustre, molto importante, non faccio il nome così perché è deceduto, però io ho allontanato dall'università mandandolo fuori dalla mia aula perché non potevo tollerare che un docente dell'Università di Psicologia di Padova facesse contemporaneamente anche l'elettroshock a dei pazienti e tante altre belle cose. C'è stato un periodo dove mandavamo queste persone, vi ricordo, in America del Sud, in Argentina, per la robotizzazione, e meno male che è intervenuto il nostro professor Rair Terzian a sollevare uno scandalo internazionale dove noi il disagio psichico conclamato, no? Lo curevamo così, insomma, no? Rendendo vegetali queste persone. Ecco, quindi queste sono storie pesantissime, insomma, con motivazioni piuttosto, direi, no? Poco significative per trattare così il genere umano. Che comunque viveva una situazione di disagio. Bisogna anche pensare che i primi psicofarmaci sono degli anni abbastanza recenti, degli anni 50, esattamente. Quindi, come dire, non esistevano neppure delle cure precise, se non le docce fredde, i bagni, il lavoro ma anche le legature e quant'altro. Quindi, mancando anche uno strumento come è il farmaco e mancando completamente la conoscenza di quello che è la mente e il pensiero umano, si riduceva semplicemente a tenere rinchiuse, fuori, lontane dalla società, persone indesiderabili, non presentabili, perché le alte mura che circondavano i manicomi, i cancelli con le punte in cima, erano una forma di, non era una forma, era una prigione vera e propria, nei quali gli indesiderabili, le persone cosiddette diverse, le persone che non condividevano o che non erano comprese o che avevano manifestazioni dovute a disagi o a patologie completamente diverse da quello che poteva essere una malattia mentale, ma nessuno faceva una diagnosi precisa, era molto incerte. Guarda, Rita Levi Montalcini quante volte ha detto che si può guarire sempre, si può cambiare sempre anche a 100 anni. Non sono state curate perché non c'erano neanche gli strumenti. Dottor Cappellani. No, io vorrei anche sottolineare però che
siccome sono d'accordo con quanto diceva il professor Spano prima, cioè che ci dobbiamo occupare anche dell'oggi e non solo del ieri, però guardate che l'oggi, io sono laureato proprio nel 78, quindi ho passato tutta la vicenda del 78 come psichiatra, giovane psichiatra allora, psichiatra un po' più vecchio adesso, e posso dire che all'interno degli ospedali psichiatrici c'era una grande cultura in alcuni di questi ospedali. D'altra parte, che fossero così gestiti era una situazione legata a una scelta della società. Naturalmente non era così dappertutto, non era così in Francia come non lo era in Germania, che dopo naturalmente ha avuto queste riacutizzazioni sotto il nazismo fino a pensare di fare i progetti particolari per l'eliminazione di malati, eccetera. Però i grandi pensatori che avevano fondato la psichiatria clinica moderna erano tutti pensatori francesi e tedeschi dei primi anni del Novecento, anche lo stesso Freud, insomma, no? Che aveva concorso a portare molto materiale a questa conoscenza, però restavano in qualche modo in una situazione di impossibilità che questo sapere venisse poi usato a favore delle persone, perché il dramma terribile del manicomio era che si dibatteva in un dilemma che è impossibile da superare, che è quello della cura e custodia. Non si può curare e custodire allo stesso tempo, o si cura o si custodisce. Adesso noi ci ritroviamo a tornare dentro questa situazione, perché evidentemente quando la società non riesce a gestire in altro modo tutto questo aspetto di marginalità, lo riaffida alla psichiatria e attualmente stiamo un po' vivendo stiamo ritornando questo, no? a una situazione in cui i servizi pubblici, adesso non ci sono più i manicomi, si ritrovano carichi di tutta una serie di situazioni che vanno dai pazienti che sono poliabusatori fino ai malati mentali, autori di reato, eccetera, che non avendo altri spazi devono essere compressi all'interno dei servizi pubblici, e questa è una scelta che fa una società, non è una scelta che fanno gli psichiatri. Ah, certo. Ecco, ma ad esempio negli altri paesi ci sono ancora gli ospedali psichiatrici, ne sono? Sì. Qui sono ancora operativi negli altri paesi? Sì, in maniera molto cambiati, in maniera diversa. molto cambiati. Sì, assolutamente in maniera diversa, perché la medicina nel frattempo ha fatto passi da gigante, quindi c'è tutta la parte, diciamo, della farmacologia che ha preso in considerazione questa patologia. Il fatto, questo spostamento verso soluzioni, diciamo, mediche diverse, è determinato anche dalla legge Basaglia, perché prima il matto non era un paziente, era la casa farmaceutica, nessun vantaggio poteva dare se andava a spendere denaro, investire per cercare farmaci che fossero sufficientemente, diciamo, attivi per poter guarire determinate patologie. Quindi il fatto che si è costretti a liberare un certo numero di persone e anche, diciamo, con problemi complessi, cioè si è passati da un estremo, si è passati all'altro, e questo è stato l'aspetto negativo. Quindi, diciamo, le case farmaceutiche sono state stimolate a produrre tutta una serie di farmaci che potessero mettere in condizione al paziente di poter essere curato anche a casa o in aree, diciamo, più protette, ma comunque volontariamente le persone si fanno internare. Ecco. Questo è lo sviluppo della cura, e poi naturalmente questo è diventato, come è giusto che sia, un business, e quindi oggi si affrontano con un altro criterio queste patologie, ma poi anche tutte quelle patologie intermedie che non sono follia, sono disabilità mentali che possono avvenire normalmente per l'età, per tutta una serie di cause, per cui la gente vuole essere tranquilla, vuole essere sedata, vuole stare, e quindi c'è una gamma di farmaci che sicuramente non c'era allora, prima della legge Basaglia. Certo, una spesa di 388 milioni
di euro. Professor Spano, c'è un abuso della farmacologia nelle terapie? Lei sta provocando. Io oggi ho fatto una conferenza dal titolo Società e psichiatria senza farmaci. Cioè, non c'è un abuso, qui c'è un genocidio, altro che un abuso. No, vabbè. A mio avviso l'introduzione dello psicofarmaco è stata la cosa più anticivile e antiumana che l'umanità abbia potuto fare. Diamoci i numeri di queste cose. Il Veneto, che è ha una, come si dice, una organizzazione della salute piuttosto importante, se non è la migliore regione, ha psichiatrizzato negli ultimi 10 anni 55.000 bambini, il dato a livello nazionale è 1.100.000 oggi. 1.100.000 bambini psichiatrizzati, ne nascono in media 500.000 all'anno, che vuol dire 2 annate di bambini psichiatrizzati. Questo è follia pura, questa è la vera follia, questa qui, che porta qualcheduno a... Gli amici psichiatri veneti addirittura hanno attaccato Zaia, che nella riforma, perché pretendevano di fare addirittura il dipartimento, no, di psichiatria infantile con 3 primariati. Siamo ancora una volta alla follia pura, tanto per essere chiari. Poi lo psicofarmaco cosa fa? Cronicizza il disagio, non tiene conto della persona, omologa tutti allo stesso farmaco, insomma, qui siamo nel delirio presunto scientifico. Io sono del tutto in disaccordo con quanto detto adesso il professor Spano, perché chiaramente io faccio il clinico e sto con i malati da 40 anni, ci passo molto più tempo di quello che ci ha passato lui, che forse ne ha visti 1 o 2 di passaggio, io invece ne ho visti molte migliaia curati. E cerco di curarli, questo è l'aspetto ideologico, di dire psichiatrizzato. Quando si dice di una persona che è psichiatrizzata, perché non diciamo chirurgizzato, cardiologizzato, e invece diciamo psichiatrizzato? Perché siamo ancora all'interno dello stigma, noi stessi che dovremmo essere quelli che lo abbattono, siamo quelli che lo usano, siamo quelli che dicono che andare a farsi aiutare quando una persona ne ha bisogno e vuole lei andare a farsi aiutare perché è depressa, perché ha degli attacchi di panico, perché ha dei deliri eccetera, allora viene psichiatrizzato come se fosse compiuta un'operazione a suo carico di estrema violenza. Per fortuna no, sono le persone che vengono nei servizi di igiene mentale che in Veneto ci sono, nei centri di salute mentale, nelle strutture intermedie, e fanno un percorso che permette loro di appunto non essere psichiatrizzati, perché essere psichiatrizzato vuol dire essere schiavo della psichiatria. La psichiatria non è questo, la psichiatria è nata come un'arte nobile da Pinel, quando Pinel nel 1793 tira via le catene al capitano di vascello e gli dice: lei è una persona ragionevole, e lo libera dalle catene. Là nasce la psichiatria, è un atto di liberazione. E naturalmente adesso quello che noi abbiamo fatto con la legge è stato esattamente questo, è stato quello di aprire le porte degli ospedali psichiatrici con moltissima fatica. Ve lo dice uno che l'ha fatto fisicamente, perché io ho cominciato a lavorare nel gennaio del 79, quindi fate voi un po' i conti, se c'ero o se non c'ero, dentro lì dove mancavano i servizi, dove non c'era nulla, c'era solo il fatto di dover gestire delle situazioni senza manicomio. Abbiamo creato dei servizi, abbiamo creato dei hospital, dei diagnosi di cura, eccetera, abbiamo permesso alle persone anche molto sofferenti di avere un luogo di cura. Questo è stato il nostro impegno, no? Come psichiatri, psicopatologi, cioè persone che hanno deciso di passare la loro vita insieme con le persone che soffrono. Sulla questione dei minori invece sulla questione dei minori molto... Vuoi parlare tu? No, vuoi dire tu? Allora, volevo però dire una cosa. Demonizzare anche i farmaci è semplicemente assurdo. Tutti noi, io personalmente in questo periodo, un po' alla volta, vista l'età, ho cominciato 1, poi 2, poi 3, eccetera. Tutti noi abbiamo bisogno qualche volta di farmaci, a volte a tempo indeterminato, per chi ha avuto determinati disturbi e li prende tutta la vita. Qualcuno
per un certo periodo, oppure se ne aggiunge un altro perché subentra un'altra patologia. Allora, il primo farmaco, la clozapina, è stato quello che in certo qual modo ha fatto capire che il malato si poteva anche curare come qualsiasi altra malattia, piuttosto che fingere di curarlo o cercare di curarlo nei modi impropri con la segregazione, le legature, eccetera. E le persone sono guarite. Con i farmaci le persone possono guarire, ma non bastano i farmaci, perché una persona è una complessità tale che ha bisogno di tutto il resto, ha bisogno della socialità, degli affetti, del lavoro, della casa, dell'abitare, della relazione. Cioè il farmaco è uno strumento utile. E non possiamo demonizzarlo, perché tutti ne abbiamo bisogno. Se non ci fossero stati i farmaci avremmo una mortalità, adesso viviamo fino a 100 anni. Il farmaco è importante, è uno strumento da usare bene. Questo è importantissimo e bisognerebbe che ci fossero molte più risorse per avere in ogni servizio almeno un esperto in farmacologia che aiuti l'equipe a utilizzare anche in modo appropriato i farmaci. Detto questo, che in alcuni luoghi si abusi del farmaco in certo modo come, eccola là, una camicia di forza, questo è successo in passato, può succedere anche adesso in alcuni servizi, ma non è la regola. Oggi negli ospedali, nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e nelle prescrizioni si cerca di... È vero che anche noi lo diciamo spesso, non siamo contenti ancora dell'uso abbondante o un farmaco segue l'altro perché devo accertarmi se perché quello prima non funziona, se ne devo aggiungere uno o togliere uno e sostituire con un altro, quindi un farmacologo bravo e capace. Ma non possiamo escludere i farmaci anche per i malati mentali come li riconosciamo indispensabili per ciascuno di noi, non facciamo un'altra separatezza tra il malato di mente e nei bambini con molta più cautela. L'osservazione di prima che nel Veneto oggi ci siano 55.000 bambini seguiti dai servizi attualmente in larga misura distrettuali e quindi da psicologi, educatori eccetera, perché le neuropsichiatrie sono pochissime e ci sono solo in Veneto solo 2 reparti di degenza ospedalieri con 10 posti ciascuno, perché nelle pediatrie non li vogliono i bambini con disturbi psichiatrici perché disturbano. Negli SPDC non devono andarci, anche se non essendoci posti letto dedicati, a volte e spesso sono ricoverati. Abbiamo avuto l'anno scorso più di 200 casi di minori di 16 anni ricoverati in SPDC, perché non ci sono i posti letti. Le battaglie che stiamo facendo con la Regione negli ultimi 2 anni sono mirate proprio a questo, perché esigiamo che come c'è il cardiologo per le malattie del cuore, il reumatologo, perché non ci deve essere il neuropsichiatra che si occupa dei bambini? Così come c'è lo psichiatra che si occupa di... Allora, tutte le patologie hanno uno specialista. Quanto la società e il modo, il tenore di vita può influire sulla psicologia di un... Perché un Quindi bambino noi è una potremmo spugna. avere, a seconda delle varie evoluzioni storiche e sociali della società, patologie diverse determinate da diversa interpretazione della realtà sociale. Non tanto da diversa interpretazione quanto dal fatto che è vero che c'è un grande psicopatologo, Tatosian, che dice che le società non possono scegliere i disturbi mentali da cui sono affetti i loro membri, però possono scegliere come curarli, come affrontare, come impostare i servizi per la cura di queste malattie, che ci sono sempre state, no? Non è che gli psichiatri si sono inventati le malattie, noi ma ce ne sono anche di nuove, no? Sì, ma quelle nuove ci sono espressioni nuove dei disturbi. Espressioni nuove di disturbi legate anche ad altri discorsi che dopo faremo, casomai questi sono, è una psichiatria anglosassone soprattutto che lo fa, però insomma 2500 anni fa Ippocrate, quando descriveva la melanconia, la bile nera, descriveva la depressione melanconica. Noi potremmo trarre la clinica descritta da Ippocrate 2500 anni fa, metterla in un manuale attuale, tirare via naturalmente il fatto che non è dovuta alla bile nera, ma la descrizione del quadro clinico è esattamente identica. Cosa vuol dire? Che per tutta la storia dell'umanità questi disturbi hanno cominciato a emergere all'accompagnata. Probabilmente i disturbi schizofrenici
così come li pensiamo noi, sono stati codificati più tardi, ma molti dei disturbi della persona, no? Perché questi sono disturbi della persona a differenza degli altri che sono i disturbi dell'organo, perché quando un malato cardiopatico ha un organo malato, noi invece ci prendiamo carico delle persone, questa è la differenza, ma non è che le abbiamo inventate noi, sono situazioni che accompagnano la storia dell'uomo e evidentemente c'è modo e modo di affrontarle. Certo. Aggiungo solo una cosa, tant'è vero che le espressioni dei disturbi mentali cambiano anche con i climi sociali in cui si vive, perché certe patologie, disturbi anche del comportamento alimentare, in epoca di guerra uno moriva di fame, non certo perché rifiutava di mangiare, certo. E lo dico proprio così banalmente per capire, ma un bambino che vive in una società come la nostra, in cui giornalmente è al corrente delle cose più orribili che vengono fatte in giro per il mondo, che uscire di casa può incorrere il rischio di trovare una persona che lo attacca in varie forme orribili che io da bambina non sapevo neppure che esistessero. Oggi i ragazzini sanno benissimo che quando vanno in giro possono trovare qualcuno che li aggredisce. Allora i nostri bambini vivono in condizioni di ansia, poi non parliamo del discorso la famiglia come la concepivamo noi è cambiata, è completamente diversa, bambini di genitori separati, bambini con genitori che hanno perso il lavoro, cioè noi vediamo, perché riconosciamo le famiglie delle vicine. sollecitazioni che possono influenzare, ovviamente I disturbi rispondono a una sofferenza della persona. Certo. Io vorrei, scusatemi se vi interrompo, ma vorrei introdurre un'altra parte, diciamo, di questa problematica, cioè quella delle famiglie, quindi delle persone che vivono e che devono affrontare in casa ovviamente la presenza di un malato. Abbiamo incontrato Liliana Boranga, che è una giornalista, è una collega, ma è anche mamma di una ragazza psicotica, fa parte dell'associazione Lo Specchio, e ci siamo fatti raccontare un po' qual è stata la sua esperienza. Sentiamola. Allora, io sono la mamma di Francesca, che è una ragazza splendida, che fino a 17 anni ha avuto una vita normale. Faceva pianoforte, 8 anni, andava a fare pallacanestro, andava a ballare all'Area City, andava in parrocchia, eccetera. Poi improvvisamente il 19 marzo alle 19 Francesca ha avuto una crisi psicotica con allucinazioni, deliri, e da quel momento noi, che avevamo una vita molto tranquilla, gente che veniva per casa, amicizie, conoscenze varie, tutto questo, ci siamo ritrovate in una forma di delirio che non posso spiegare. E ad un certo punto che cosa è successo? Ho capito che la mia vita sarebbe cambiata. Ho perso tutti gli amici, ho perso le conoscenze, anche i parenti si sono spaventati, e la mia vita è stata da psichiatri a psichiatri, e soprattutto ho avuto il primo impatto con il primo ricovero con il reparto di psichiatria di Mestre, che in quel momento era devastante, perché intanto c'erano uomini e donne assieme. Mia figlia è anche scappata da quel reparto, è stata investita, cioè è una cosa che non voglio neanche dire. In quel momento io mi sono avvicinata all'associazione Lo Specchio, e la quale, con tutta una serie di percorsi, con Rossaro quel tempo c'era, poi sono venuti altri, ha cominciato a guardarsi attorno in città e a creare delle strutture, centri diurni. Allora è nato la Rodari, che c'è a Favaro, dove i ragazzi vanno durante il giorno, le residence, le residenze, gli appartamenti e tutta una serie di situazioni che fino ad oggi ancora sono utilizzati dalla psichiatria, dal Dipartimento di Psichiatria di oggi, e quindi insomma, diciamo, è stato un bel percorso. Ecco, questa è la prima parte, dopo la sentiremo ancora. Presidente Mattioli Corona, quanto è importante il ruolo delle famiglie, famiglie che poi devono essere anche seguite, tra l'altro. Sostenute soprattutto. Il ruolo della famiglia è determinante sia nell'evolversi della patologia, chiaramente, sia nel proseguo del percorso. Purtroppo uno stigma gravissimo grava ancora sulle famiglie, che tendono a nascondere il disturbo mentale, e questo è un handicap gravissimo, perché tende a rallentare il momento in cui si ammette che il proprio figlio ha un disturbo e si cerca di farlo curare.
Noi sappiamo di famiglie che hanno continuato per anni a dire ma è strano, è qua, ma è colpa dell'insegnante, dell'amico, ha perso l'amico che lo ha tradito, l'amorosetta che lo ha lasciato, eccetera, eccetera, senza accettare che si trattava invece di una situazione, di un disturbo. E questo è un problema gravissimo perché è causato dallo stigma. Questo è il primo aspetto. Successivamente, per fortuna, ci sono ovviamente delle strutture, ma sono tutte strutture a termine, in cui una persona fa un determinato percorso, viene curata, seguita in vario modo e da vari operatori professionali, possibilmente viene inserita anche socialmente e lavorativamente se è una persona adulta, e stiamo parlando di adulti perché per i minori non c'è ancora nulla e quindi non possiamo ancora dirlo, cosa avverrà, e quindi un percorso che è non soltanto di cura della malattia ma anche di inserimento sociale, nella società, anche certo. scolastico. E l'abbiamo sentito anche dalle parole di Liliana Boranga quando dice gli amici, i parenti, cioè la famiglia perde, viene forse anche isolata. Cosa dice Spano? Non sempre viene isolata. Che i servizi di diagnosi e cura di Mestre sono uno schifo. Di allora, erano, stiamo parlando di un po' di anni fa. Erano. Quanti anni fa? Scusi, quanti anni fa? 35. 35 anni fa? Questi? Lei? Questa è una testimonianza di 35 anni fa? No, prima che andasse 20 anni questa era un signora. orrore. No, questi servizi. Comunque, le cose che sento, a mio avviso, sono stranissime. Adesso leggiamo le cose come stanno. Io qui ho davanti un grande manuale che è il DSM, cioè manuale. Spieghiamolo che cos'è il DSM. Cos'è il DSM? Cambi come vuole lei, dica lei come si chiama e io vado avanti, tanto è la stessa cosa. No, e come no, non si chiama manuale. No, lasciamo stare. Chiamiamolo che comunque come che cos'è questo DSM? Scusi? Per i telespettatori spieghiamo che cos'è questo DSM. Stavo per dirlo. Sì. Per me è un manuale di diagnosi a cui corrisponde poi una cura corrispondente. Accettato in tutto il mondo, quindi non è vero che ci sono differenze tra paesi e paesi, probabilmente sì, ma non certo nel classificare queste forme del disagio. Certo, sono forme. Certo, professore, noi siamo così distanti da quel manuale da pensare che non che lo applicchiamo costantemente, mio caro. No, lo so, purtroppo se lei legge l'introduzione di quel manuale vedrà che è anche scritto che per esempio a livello forense non è da usare. Guardi quale perizia non lo usa, ma questo è un altro discorso, quello non è nato per diagnosticare e fare, è nato come uno strumento di comunicazione tra gli psichiatri di tutto il mondo. Difatti l'APA su questo ha fatto $1 milione pubblicandolo in tutte le lingue, per mettersi d'accordo su una diagnosi cosiddetta categoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io individuo in un paziente alcuni items, alcuni sintomi, posso dire che quel paziente ha quel tipo di disturbo, ma è assolutamente un qualche cosa su cui tutti gli psicopatologi italiani, a partire dalla tutta la nostra scuola padovana, eccetera, dissente grandemente, perché un conto è usarlo per la ricerca e un conto è usarlo per la diagnosi. Se uno fa diagnosi clinica basandosi sul DSM-5 prende delle cantonate pazzesche, perché non è possibile fare una diagnosi categoriale, perché le persone appunto non sono riassumibili in 5 o 6 categorie. Per esempio si dice se una persona tu vuoi chiamarla depressa deve avere questi 9 item, se ne ha 8 non è più depressa. Per esempio si dice se tu vuoi dire che un paziente è schizofrenico deve esserlo da almeno 6 mesi, e se lo è da 5 mesi e 29 giorni lo è o non lo è? Cioè ci sono queste situazioni che scambiarle per un manuale di psichiatria è un'assoluta follia, e purtroppo è stato fatto così, ma in tutto il mondo acculturato questo è stato bersagliato in tutti i modi dai francesi, dai tedeschi, da acculturati, anche dai stessi americani. Perché da nazione a nazione sono chiavi di lettura diverse. Certo. E io ho documentazione assolutamente diversa, ma non ce l'ho io. Adesso vi leggo cosa dice l'estensore, non di questa edizione che è la quinta, ma della quarta. Allora, sono parole tra virgolette. Quindi diciamo che è già arrivata alla quinta edizione. Sì, è arrivato da poco, un anno a questa parte, alla quinta. 2013 sì, la quinta. Sì, un po' più di un anno. Bene. Allora, questo è quello che parla Allen Francis. E quindi parla lui, non il professor Spano. Vuole che non sia d'accordo, io sono d'accordissimo con quello che dice. Però
Non dice quello che ha detto lei? Certo, dice esattamente quello che aspetti, un attimo, sentiamo Spano, Scusate, sentiamo i contenuti, poi discutiamo. Sentiamo i contenuti e poi discutiamo. Sto leggendo le affermazioni del professor Franz, che come lei ha giustamente detto, presidente del Dipartimento di Psichiatria e Scienze del Comportamento della Duke University americana, che peraltro ha presieduto la commissione del DSM-4 precedente, che sta denunciando una divulgazione incontrollata di false epidemie di disturbo mentale e afferma, tra virgolette, questa medicalizzazione all'ingrosso di problemi mentali potrebbe portare all'erroneo etichettamento di disturbo mentale per decine di milioni di passanti innocenti. È una questione sociale che trascende la medicina. E continua, sostiene di non voler vedere ripetersi gli stessi errori provocati dal DSM-4, quello che aveva diretto lui, in relazione ad esempio al disturbo di deficit di attenzione, all'autismo, al disturbo bipolare dell'infanzia, e che più ne ha più ne metta, e se la prende con Ritalin, Prozac, eccetera. Che sono farmaci questa famosi. è la regola che viene applicata dappertutto, anche in questo paese. Poi ci saranno dei bravi psichiatri, probabilmente, ma allora il problema dei farmaci è un'altra cosa. Io sono uno psicanalista, sono di carattere junghiano, ho insegnato a medicina dall'83 a questo febbraio, salute e cura, una specialistica e non solo a quella. Io vedo tanti pazienti, il mio caro psichiatra, e si curano diversamente. Quelli che sono in cura farmacologica sono irrecuperabili, me ne trovi uno, sono irrecuperabili. Questa è la mia esperienza, un po' più lunga della sua, perché ho più età di lei e mi sono laureato 10 anni prima. Abbiamo due punti di vista non molto abbiamo diversi. punti di vista, non abbiamo punti di vista, sono situazioni oggettive. Facciamo replicare. Qui nessuno è portatore di verità. E io come chiaramente no? La verità assoluta non ce l'ho io, non ce l'ho neanche lei. Dire che curare con i farmaci è rendere persone irreversibili è una sciocchezza totale, perché sappiamo benissimo che molti pazienti attraverso la cura con i farmaci riescono a rientrare nel loro lavoro, eccetera, a partire dalle gravi depressioni fino ai pazienti psicotici. Chiaramente si possono curare con la psicoterapia moltissimi pazienti, noi lo facciamo quotidianamente, personalmente anch'io ho fatto l'analisi, sono psicoterapeuta di psicodinamico, però sono anche uno psicopatologo clinico e faccio questo lavoro penso anche sufficientemente bene da molti anni avendo diretto per quasi un quarto di secolo un dipartimento di salute mentale, ecco, quindi mi pare di poter dire che non dobbiamo cadere nell'ideologia che è appunto l'estremizzare le situazioni, perché queste persone devono avere soprattutto che cosa? Dei servizi disponibili, fruibili e a cui possono accedere, dove ci sono degli psichiatri, degli psicologi, degli infermieri preparati, perché appunto può essere che una persona abbia bisogno di ricovero, ma deve essere un ricovero concepito in un certo modo, proprio perché non si cura un organo ma si prende in carico una persona, magari molto giovane, e allora bisogna capire che esperienza è, per esempio, per questa ragazza di 17 anni che abbiamo sentito adesso, avere improvvisamente delle voci che le parlano. Questo è fare lo psichiatra, non è altro, non è che noi mettiamo dentro i pazienti disturbi, noi cerchiamo di aiutare i pazienti a superare i loro disturbi, anche attraverso i farmaci. Ormai i farmaci sono una piccola cosa. Io in un anno un servizio che aveva un dipartimento di 110 dipendenti, spendavamo poco più di 100.000 euro. Un servizio di oncologia ci spende una settimana. Certo, le cure oncologiche sicuramente. Spano, brevissimo, dobbiamo andare in pubblicità. Allora, quello che lei ha detto è lodevole, le sue affermazioni sono importanti. Vabbè, io ho qualche distinguo con la storia dei farmaci, però l'atteggiamento clinico è quello di chi sta di fronte all'altro, lo ascolta, però mi dica della sua esperienza, un paziente suo quante volte lo vede? Una volta al mese? Per quanto? Qualche minuto? 8 minuti? Allora, diciamo che forse
servizio è sufficiente, non c'hai mezzi, eccetera, però poi la realtà è così. Nella pratica le sue buone intenzioni che ci sono, quello che lei ha detto adesso, chapeau, voglio dire, è così che bisogna fare, però poi nella pratica reale ci sono personale, quello che i servizi sono pochi, si vede un paziente che ha questi problemi una volta al mese, un'ora, facciamo, un'ora, qualche volta anche meno. Ci si affretta ad andare subito al farmaco perché alla fine appunto non lo si può seguire come faccio io, magari lo vedo 3 volte alla settimana per 3 ore e sono già 6, 7, 8 ore per dire. Boh, con costi diversi probabilmente, poi io non prendo schei, quindi fa niente. Però ecco, allora c'è un sistema che andrebbe riformato rispetto ai suoi valori e allora io comincio a rassicurarmi. Dottore, non sto attaccando lei personalmente. Sono il presidente della psichiatria e le assicuro che questo è il nostro modo di pensare. Certo, posso aggiungere qualcosa per uscire un momento? Allora, io non sono medico e non sono psichiatra, ho fatto l'insegnante per diversi anni. Noi abbiamo aperto 25 anni fa un centro sociale proprio quando le persone non avevano molte opportunità di avere dei servizi e soprattutto di essere seguiti a livello personale, a livello amicale e in una integrazione sociale. Allora abbiamo aperto in una ex scuola che un illuminato sindaco di quell'epoca ci ha messo a disposizione e abbiamo aperto quello che abbiamo chiamato un centro sociale, cioè un punto di riferimento per le persone. Abbiamo avuto contro tutta la popolazione con articoli sui giornali perché le persone avrebbero ammazzato i bambini, perché in quella zona gli avevano già dato una discarica, adesso gli davano anche i matti e così via. Ho ancora tutti i giornali messi da parte, quindi sono verificabili. Persone che tra l'altro giravano anche per le strade normalmente, ma che messe tutte insieme in una ex scuola dove le maestre erano irritatissime perché era nata come scuola per i bambini con handicap, che dopo aveva subito dei cambiamenti eccetera. Allora, quando noi abbiamo portato queste persone solo nel pomeriggio con attività di persone, molti volontari, molti ex insegnanti o insegnanti, certo, ma anche certo. volontari, persone che non avevano nessuna. La loro vita è cambiata perché assieme alle cure che ricevevano all'ospedale hanno avuto la socialità, amicizie, organizzarsi, fare delle cose insieme, fare anche attività culturali. Certo. Alcuni anni dopo questi ragazzi hanno cominciato a dire ma io vorrei anche lavorare e abbiamo aperto una cooperativa di tipo B. Una cooperativa di tipo B è una cooperativa che inserisce persone svantaggiate a qualsiasi titolo nel mondo del lavoro. Siamo partiti con una piccolissima cooperativa, anzi con un centro di lavoro guidato, perché all'epoca esisteva una prefase prima di arrivare alla cooperativa, e in molti luoghi esiste ancora, prima di avere una vera e propria cooperativa. Ebbene, attualmente questa cooperativa è diventata una grande cooperativa. Abbiamo inserito nel mondo del lavoro decine e decine di persone con problemi psichiatrici. Certo. 5 anni fa abbiamo fatto il terzo passaggio, la socialità, il lavoro, la casa. Abbiamo preso un bellissimo appartamento in centro alla cittadina dove abito io, a Oderzo, grande, ampio, confinanti con i giardini, e inserito 5 persone. L'atteggiamento dei vicini, dei cittadini è cambiato? Una grande reazione iniziale, come ci mettono qua nel condominio i matti. Per fortuna la proprietaria, un insegnante, anche la signora, ha detto mi interessa molto perché era venuta a vedere per capire il centro sociale eccetera, e ci ha affittato l'appartamento. Dico solo una cosa molto simpatica: in quell'appartamento come proprietario c'era un signore che era un po' bizzarro, che faceva le cose, sbatteva, urlava se l'ascensore era occupato eccetera eccetera. Bene, quando i nostri ragazzi sono entrati, questo signore è guarito, perché la paura di essere considerato matto come quei matti che entravano lo ha rinsavito, e i condomini sono stati molto riconoscenti, e da 5 anni che i nostri ragazzi abitano là, conseguiti da una badante, no da un nota, un OS eccetera, come tutte le persone che hanno bisogno, e naturalmente da noi perché li seguiamo. Ecco, questo quindi, apre un dibattito. Questi sono i percorsi che sono necessari per stare meglio e uscire dagli istituzioni. Questo apre un dibattito sulla interattività del nostro cervello. Il nostro cervello non è un organo passivo
per cui se io gli do qualcosa lui prende e guarisce. Il nostro cervello è un organo attivo bidirezionale, quindi riceve e a sua volta reagisce. Se viene emarginato, la patologia cresce. Se invece viene accolto, l'accoglienza invece cambia. L'emarginazione crea patologia, anche se non è malato, la persona è marginata, diventa psicopatico per forza. Ecco, questa è tutta una serie di cose, ne riprenderemo appena dopo la pubblicità. La pubblicità, esattamente, tra poco.